Buongiorno cari amici e benvenuti ancora alle live splash del vostro Marietto Veneziano, che sapete ormai ha preso ritmo, e questo video andrà anche sul tubo con le mie operazioni nostalgia, e quindi vedrete anche sul tubo queste, come si suol dire, live splash, questi racconti a fantasia. Vi ricordo che tutti questi racconti che faccio sono fantasia e quindi dovete prenderlo con le pinze, no? Oggi vi voglio raccontare quando praticamente da piccolino il vostro Marietto, verso i 13 anni, aveva un amico che, nome fantasia, chiamiamo Marchino, no? Questo Marchino a 13 anni si era fatto fare, la mamma che era una signora benestante, aveva 6 o 7 fratelli, questo Marchino, si era fatto fare una lettura delle mani, no? Questo Marchino arriva questa signora e gli dice guarda, tu sarai una persona ricca da giovane, da grande, però a 40 anni molto probabilmente morirai di diabete. Era la sera quando ce l'ha raccontata, eravamo io, lui e un altro gruppo di bambini, 13-14 anni. Io sono scoppiato a ridere, ero praticamente su una ringhiera seduto, sono caduto da ridere, sono caduto per terra e mi sono fatto male tantissimo che non riuscivo più a respirare. Ciao Anna, grazie di esserti unita nel diario e anche nel canale YouTube Le Vostre Mariette Veneziane. Beh, ma cosa è successo? È successo perché mi sono messo a ridere e gli ho detto ma sai che il mio papà invece, parlando di me, al Marietto Veneziano gli aveva detto che avrebbe vissuto più di 85 anni, E la cosa finì lì. Ma più avanti cosa successe? Successe che il Marchino, verso i 16 anni, non voleva più essere mio amico perché era andato praticamente verso i 16-17 anni, era andato a parlare con un signore di una loggia massonica, cioè più che di una loggia massonica era di un gruppo modello, sapete, che ha letto Mago Frappato, capirà, no? Era una loggia. Ciao Sara, grazie di essere venuta. Allora, cosa è successo? Lui non riusciva a trovare lavoro se non come cameriere stagionale, e tutto ad un tratto con questa persona che era andato a parlare era diventato, aveva studiato, aveva fatto un corso di 6 mesi, sto parlando più di 30 anni fa, e automaticamente era diventato vice direttore informatico della seconda banca dati di una multinazionale di auto, dove nella città dove c'era questa struttura nascosta di fronte alla magistratura, in cui c'era la seconda banca dati più potente praticamente d'Europa, e lui da cameriere in 6 mesi, perché aveva parlato con questa persona, nome a fantasia, si chiama Franz. Ciao Sara, grazie di esserti unita al canale YouTube e anche al diario del Marietto Veneziano. Beh, comunque, morale della favola, questa persona qua, questo mio amico, diventa subito in 6 mesi vice direttore. Il direttore chiaramente era diventato suo fratello, e praticamente questo qui fa informatica. Io chiaramente non ci credevo, lui si era allontanato da me e non voleva più parlare con me. Io gli avevo chiesto se mi faceva parlare con questa persona, ma lui non voleva, perché diceva io non posso più parlare con te perché tu da piccolino sei morto, non dovresti essere qui, sei tornato indietro, quella persona non vuole che io parli con te. Circa quando lui aveva 20 anni, un giorno lo incontro, scusate, no? Lui non voleva più parlare con me, no? Questo ragazzo qua, perché gli avevano dato un ordine tassativo di spiarmi, ma di non parlare con me. Lo incontro per strada, era verso le 5, le 6 era estate molto probabilmente, ed era sbianco come uno straccio, e gli dico: Marchino, cosa ti è successo? E ho combinato un guaio. E che cosa è successo? Ho dato un ordine, per sbaglio ho messo una virgola in più, è partito l'ordine un giorno sbagliato e ho fatto un errore grossissimo, no? Di 3-4 milioni. E il direttore mi ha chiamato, mi ha alzato per un'ora di peso. Io gli ho detto, li metto io questi 3-4 milioni. Il direttore gli ha detto, guarda che non sono 3-4 milioni di lire, ma sono 3-4 milioni di dollari. Allora io ho fatto 2 calcoli, in quel tempo lì un dollaro era quasi 2000 lire.
e ha fatto un buco di quasi 8 miliardi di lire. Che lo guardo e dico, ma Marchino, ma tu a questi in un giorno gli hai fatto un buco di 8 miliardi di lire. In questo periodo storico, hai detto, nei benzinai quando fanno le rapine muore gente per 20.000 lire. E tu a questi così gli hai fatto un buco di 8 miliardi, dai 7-8 miliardi, così. Cioè, capisci cosa ti succederà, Marchino? Lui era tutto triste, insomma nero era praticamente, no? Con se stesso, perché aveva capito di aver fatto un errore grande. Dopo qualche giorno lo rincontro e non mi voleva ancora più parlare, era ancora baldanzoso, no? Della serie. E dico, Marchino, come stai? È andato tutto a posto, sono andato a parlare con quella persona potente e mi ha detto che fino a 40 anni io sarò come Dio a livello informatico in questa città. Io ho detto, ma guarda che tu hai fatto un buco di 8 miliardi di lire a questi e nei benzinai la gente nelle rapine muore per 20.000 lire, 30.000 lire. Cioè ti rendi conto cosa succede? E lui mi ha detto, sì, quella persona mi ha detto che fino a 40 anni sarò come Dio, poi a 40 anni andrò in un posto bruttissimo. Beh, lì aveva 20 anni e pensava che il tempo, ciao Giulia, grazie di esserti unita, e pensava che insomma, il tempo non passasse. Praticamente le nostre strade si sono divise. Poi ho saputo che Marchino si era lasciata da quella multinazionale e ogni banca dove andava gli mettevano giù il tappeto rosso e diventava subito il direttore informatico. Più o meno a 38 anni il vostro marietto, sapete che insegnava informatica, ed era lunedì. Lunedì cosa succede? Arriva in ufficio e la sua segretaria, cioè la mia segretaria, la segretaria dell'ufficio insomma, mi dice, ha telefonato il direttore di quella banca, è una banca molto importante, e ha detto che ti vuole assumere come responsabile informatico. Che io guardo questa segretaria e dico, ma io non conosco nessuno dentro le banche, poi non è il mio settore bancario, io sto lontano perché insomma non è per me. E lei dice, sì, è un tuo amico, dice che praticamente da piccolini eravate amicissimi, e lo chiama Marco, nome fantasia. Io non mi ricordavo nessun Marco, perché io l'ho sempre chiamato nome fantasia Marchino, no? Dico, ma io non conosco nessuno col nome Marco. Dopo un po' ricevo una telefonata e c'è questo Marco che ci ho messo quasi 10 minuti a capire chi era, perché ormai eravamo amici per la pelle, era il mio migliore amico, però capite che il tempo aveva cancellato un po', perché sapete che quando il marietto chiude una porta poi... Insomma, dopo 10 minuti capisco chi era, insomma lui voleva lasciare il suo posto a me. Chiaramente aveva una paga faraonica, però ormai era vicino ai 40 anni e quelli là gli avevano detto 20 anni prima, fra 20 anni ti portiamo il conto. Lui voleva che io prendessi il suo posto, e chiaramente il vostro marietto sarà anche lento di riflessi, sarà uno con le orecchie da Topo Gigio, ma chiaramente ha detto di no. Dopo un po' telefona la mamma del Marchino e mi fa la stessa proposta, addirittura mi dice, guarda, se morirai ai tuoi figli ci penseremo noi. Gentile la signora. Ha detto, no, guarda, lasci stare che io sto bene. Poi è arrivata la sorella, insomma, sono arrivati anche in ufficio a parlare con il mio datore di lavoro che era assieme a loro, però il marietto non gli interessava, no? Questo posto di direttore informatico della prima banca a livello, era una delle prime banche, è ancora una delle prime banche a livello mondiale. E lui in quella zona, in quella regione, era il direttore informatico, no? Ma lei dava favole, insulti, a un certo punto quando vedevano che io non cedevo, non mi interessava niente di prendere una paga 3 o 4 volte la mia, a un certo punto cosa hanno fatto? Ciao Simonetta, grazie di esserti unita, nel diario e anche nel canale YouTube. Ma lei della favola cosa succede? Succede che loro desistono ormai, perché erano venuti per una settimana tutti i santi giorni a parlare con me, con i miei datori di lavoro, insomma, volevano scambiare il posto, no? Marchino voleva, insomma, aveva mangiato come un cane, un porco per 20 anni, senza qualifiche e competenze, perché dove andava lui, perché aveva parlato con quel signore là che era praticamente il Padre Eterno, e dopo vi dirò chi è.
Allora cosa succede? Succede che finisce lì la cosa, dopo 6 mesi apro il giornale, alla penultima pagina, sapete dove ci sono quelli che se ne vanno via, e guardo e vedo una persona che mi dico, ma questa persona qua mi sembra di conoscerla. E guardo ed era il marchino impacchettato, lì, infiocchettato, come avevano promesso quelli degli 8 miliardi di lire, no? Allora, io mi sono sempre chiesto, ma che caspita era questa persona qui che... E un giorno questa persona, un anno prima che il marchino venisse da me a dire, era un dottore, no? Era un dottore che praticamente lavorava per i servizi segreti del Mossad e non solo, no? E tedesco, cioè almeno svizzero tedesco, e praticamente, cioè che poi la nazionalità non c'entra niente, perché quando uno è ashkenazita può avere qualsiasi tipo di nazionalità, ma è sempre ashkenazita, no? Allora Paolo un giorno arriva da me, fa una lezione da me, mi ricordo che aveva una valigetta 24 ore con dentro, sapete quei, come si dice, quei pungoli elettrici per i buoi, no? Andava sempre in giro con una valigetta, insomma, armato, no? Lui sapeva che aveva un sacco di amici che gli volevano bene, anche se era un uomo potente, no? Comunque fa una lezione con me, cioè io e lui e basta in aula, e apre questa valigetta, fa finta di fare la lezione perché lui molto probabilmente non gliene fregava niente della lezione, paga questi 120 franchi che erano poi euro ai tempi, cioè scusate, che erano franchi, no? Fa la lezione, dice che ero bravo a insegnare destra e sinistra. Poi finita la lezione, adesso io la faccio corta, perché è molto più ricca di dettagli, insomma, le mie racconti a fantasia sono sempre tagliate così, no? A un certo punto mi dice, sai, io sono il dio di questa città, se tu passi dalla mia parte io ti do quello che vuoi. Io lo guardo, il Marietto lo guarda, sapete che il Marietto è cristiano evangelico, già uno che ti viene a dire che sono il dio di questa città, insomma, effettivamente era potentissimo, perché se era riuscito a piazzare Marchino come direttore in qualsiasi posto a livello bancario, cioè riuscire a piazzare Marchino ci voleva proprio il Padre Eterno, perché un essere così, però vabbè. E il vostro Marietto fa 2 calcoli, 2 pensierini, e gli dice gentilmente che chiaramente non era per lui seguire quel dio lì, e quindi io mi sono tolto la patata bollente di rettilineo. Ma non sapevo che era così pericoloso, cioè certo era classico tipo alto, occhi azzurri, sui 70 anni, capelli bianchi, adesso non so neanche se esiste più, però so che lui per attirare nella sua trappola usava sia l'agopuntura che la magia che l'ipnosi, no? E i vari farmaci. Quando lui era diventato così potente, perché quando andavano i clienti effettivamente aveva anche dei doni, no? Proprio perché usava l'ipnosi, riusciva ad andare con l'ipnosi progressiva a vedere il futuro. E usava anche la magia, perché una volta sono andato nel suo ufficio per proporgli dei prodotti per dimagrire, mi ha stretto la mano addirittura e se n'è andata subito a lavare, no? Proprio perché era un tipo un po' molto particolare, pensavo proprio di essere Padre Eterno. Secondo me aveva qualche disturbo psichico, perché uno che sa come va a finire la storia poi sta lontano da certe materie, però lui invece no, voleva la sua supremazia. Chiaramente, essendo anche un medico, come chi avrà letto il Mago Frabrato potrà capire che aveva una certa cerchia di amicizie e di conseguenza ragionava in un certo modo. Comunque, morale della favola, questo medico, per quanto ne sa, c'è ancora il suo studio medico, dovrà avere al minimo 90 anni, e sicuramente quando lascerà questo piano materiale si troverà un basso astrale coi fiocchi, coi fiocchi. Non l'hanno mai fermato, perché come diceva il mio babbo, quelli non si toccano, perché se c'è del karma nero se lo raccolgono tutti loro, e indirettamente ne ha fermati tantissimi, perché prima lui se li comprava e poi, come vi ho già spiegato, li metteva sullo sgabello, dopo 20 anni glielo toglieva.
Questo perché vi racconto questo? Perché molte volte alcuni cercano il posto sicuro. In Italia poco tempo fa è volato giù, qualche anno fa è volato giù uno che è andato a lavorare in banca, poi voleva svuotare il sacco, hanno aperto la finestra e via, no? Quindi quando si entra in certi circoli misterici, all'inizio è sempre tutto lastricato d'oro, no? Perché sapete che le strade che portano all'inferno sono sempre lastricate d'oro, come il mio amico Marchino, che poi tra l'altro anche il fratello, un altro fratello che aveva, dopo poco è decollato anche lui. Quindi quando si stringono certe amicizie con certi soggetti tosti, perché quel dottore lì era veramente tosto, che con l'altro genio, il farmacista, erano culo e camicia, praticamente alla fine poi il basso astrale è lì che aspetta, no? Generalmente questi tipi, io mi ricordo ad esempio una volta con mio babbo, una notte è venuto a trovarmi, e a un certo punto io dicevo, ma questi qui c'erano un po' le scatole. Lui era arrabbiatissimo per il semplice fatto che aveva visto che a 5 anni uno dei più tremendi se ne sarebbe andato. Lui voleva che vivessero ancora di più, perché dice, questi qui, ma neanche se nasco 2 volte trovo dei coglioni così, mi ha detto. Perché effettivamente queste persone materialiste pensano che avere la materialità è tutto, ma chi ha gli occhi, in un certo senso il terzo occhio aperto, il tempo lo vede in un'altra dimensione, quindi 60 anni, 70 anni non è niente. Chi ha l'occhio aperto, il terzo occhio aperto, ragiona nella visione di 300, 400, 500 anni. E quindi capite, cari amici, che questi dottori, farmacisti, ma anche direttori di banca, ma direttori informatici, ma i direttori di banca e i direttori informatici valgono la cippa. Chi vale sono i medici, perché possono mettere le mani addosso alle persone, e i farmacisti che danno la bomba, no? Il caffè bombato alla genio, non dico nome e cognome perché. Comunque sono racconti di fantasia, adesso non voglio che andate a dire in giro, il Marietto racconta che ci sono alcuni farmacisti del nome Genio che adesso sono morti nel 2015, che però prima ai servizi segreti deviati davano alcuni psicotropici. No, non voglio che andate a dire certe cose perché poi dopo la gente ci crede. Quindi bisogna sempre stare lontano da queste offerte promozionali di questi gruppi misterici che poi alla fine portano il conto. Bene, detto questo, il vostro Marietto vi ringrazio, vi dice che questo video lo vedrete anche sul tubo con i miei giri operazione nostalgia che farò mostrando i percorsi in montagna, e in futuro prossimo anche con il snorkeling, perché con il De Garda faremo dei snorkeling, no? E quindi saranno immessi dentro anche questo. Per chi non è ancora iscritto al canale YouTube del Marietto Veneziano o del De Garda, sarebbe bello se vi iscrivete. Vi ricordo anche che abbiamo un canale, un gruppo di Magici Arcieri Bertolini su Telegram, dove sia Milas che il De Garda che Marietto Veneziano ogni lunedì sera fanno un incontro dove si parla di tutto, dall'esoterismo ai tempi che verranno, l'ermetismo e quant'altro. Bene, cari amici, grazie di avermi seguito fino a qui. Questo video più o meno vedranno 200-300 persone alla fine questa sera, più lo ritroverete nel canale YouTube. Comunque vi voglio ricordare che è solo un racconto di fantasia. Il Franz era il Franz, il genio era il genio, e sono sempre esistiti solo nella mia fantasia. Però attenzione se qualcuno vi viene a dire sono il dio della città, se fai questo per me ti do il posto sicuro, perché l'unico posto sicuro che riuscivano a dare questi personaggi sia a loro che agli altri era un posto nel basso astrale. Bene, cari amici, grazie di avermi seguito fino a qui e alla prossima, ciao!